Dall'altra parte out Ricordi, portiere titolare del Mantova. È arrivato adesso il fischio d'inizio, al suo posto il classe 98 Prado. Rafael per Fortino, 7 secondi, il Real Rieti in vantaggio, la ruba Rafael. La parte opposta è Real Rieti con pallone dentro intanto per Rafinha, che chance. C'è Cabeza in campo, occhio a questa conclusione, è bravo Giuseppe Micoli. Il movimento di Avironi, rientra sul sinistro, il pallone imbucato dentro, una palla meravigliosa di Jeff Avironi, secondo gol in 2 partite, 2-0 Real Rieti. Il movimento di Fortino, rientra sul sinistro Jelovcic che prova a calciare, Prado ci mette la manona per Baroni, può spingere la transizione il numero 9, dentro per Rafael, rimorchio per Jelovcic, mura la difesa del Caos, ancora Jelovcic, le finte, alla fine perde il pallone Salas, tu per tu con Micoli che è bravo a chiudere le gambe, eccolo Peppe Micoli. Matteus calcia, Micoli risponde a Matteus. Bueno vuole l'1 contro 1 su Jelovcic, calcia, trova Micoli, attento sul primo palo. Rafael dentro per Avironi che si gira, ancora Avironi, doppietta del numero 10, classe 2001. Benvenuto a Rieti, Avironi. Prova ad andare lungo per Jelovcic, l'anticipo di Parrella, Cabeza per Dimash che calcia e infila il pallone all'incrocio dei pali, ancora una volta splendido Dimash. In avanti direttamente dalle parti di Peppe Micoli, arriva la sirena a sancire la fine del primo tempo al Pala Malfatti, 3-1 Real Rieti. Live su PMG Sport è arrivato adesso il fischio d'inizio del secondo tempo. Fortino dentro per Moura che la mette sul primo palo, Prado, Moura dentro per De Luca che ha una grande chance con il sinistro e di aver iniziato questo secondo tempo. Intanto il sinistro di Matteus. Parrella, la pressione di Avironi che gliela sfila, prova a rientrare sul destro, si ferma, la mette per De Luca, ancora il pallone lì. Baroni la tocca per Franco Jelovcic, in realtà è un assist per Parrella. Dimash 2 volte, doppietta di Dimash, 3-2 Caos Mantova torna in partita. Avironi vuole l'1 contro 1, Avironi sul sinistro, rientra sul destro, ancora le finte di Avironi, Moura da 1 centimetro, avrebbe tarpato le ali al Mantova. Intanto qui Moura, l'uscita di Prado, non c'è fallo. Moura, il pallone dentro per Franco Jelovcic che calcia, pallone che scheggia l'incrocio dei pali, titola. Bueno si gira su Franco Jelovcic, va Bueno che calcia in diagonale, Lorenzo Bueno completa la rimonta, il Caos Mantova, è un gran gol del numero 11. Dentro per Rodolfo Fortino che si gira, calcia in diagonale, Avironi può spingere la transizione, pallone per Moura, Moura calcia, Prado sul primo palo, vuole l'1 contro 1, calcia con il sinistro, Prado ancora, Moura per Fortino, Rodolfo Fortino, doppietta del numero 20, 4-3 Real Rieti. Rafael vuole il movimento di Avironi, ecco il numero 10, si ferma, si gira, Avironi, tripletta del numero 10, 5-3 Real Rieti. La tocca per Rafael che la gira per Avironi, pallone salvato sulla linea, Leleco, Matteus la lascia lì, recupera Rafael che prova a spingere la transizione, se ne va in campo aperto, Rafael calcia, Cabeza dentro per Dimash, il tocco sotto di Dimash nell'ultimo minuto di gioco. In questo momento pallone dentro per un attimo Micoli, poi il palo qui al Pala Malfatti, pallone scodellato per la conclusione al volo di Chitola, finisce qui Real Rieti con grande sofferenza, batte un enorme Caos Mantova al Pala Malfatti.